Coro Istelotte di Dorgali, Gian Silvio Pinna ha diretto il sodalizio, che ringrazio e che ritroveremo più tardi, anche in questo caso. E procediamo con quel che riguarda appunto l'ascolto dei brani tradizionali per questa sezione. È la volta del coro Lorenzo Perosi di Dorgali. Ci raggiunge un coro a voci miste, diretto da Donato Di Iorio. Il brano proposto è Eyes on the Prize, un testo popolare americano, musica del maestro Donato Di Iorio. Adesso ci raggiungono e ovviamente ascolteremo anche questa proposta, che è la terza appunto per quel che riguarda la sezione dei brani tradizionali. La sala ha già una bella presenza, lo dico anche per chi ci sta seguendo in diretta streaming in questo momento, ma come abbiamo già ribadito nel corso di questa giornata, stasera ovviamente avremo la sala al completo, non ci sarà un posto libero e questo è già un segnale che vivremo insieme il contesto di una grande festa che presterà il suo ascolto ai 14 cori in concorso provenienti dalle diverse parti dell'isola, ma avrà modo anche di essere allietata, per esempio, dalla comicità di Alessandro Pili, sindaco di Scarafingio, che è uno dei personaggi molto attesi di questa edizione. Siamo pronti per ascoltare il brano che abbiamo annunciato e Donato Di Iorio è pronto per dirigere il coro Lorenzo Perosi di Dorgali.
Donato Di Iorio, il coro Lorenzo Perosi di Dorgali, grazie, grazie ancora. E siamo pronti per proiettarci nel prossimo ascolto con la proposta dell'Associazione Culturale Coro Gusana di Gavoi, che pian piano comincia ad avvicinarsi, una formazione diretta da Claudio Deledda. In questo caso l'ascolto sarà per il brano Sos Zillonarios, testo di Pietro Lavra, musica di Salvatore Nuvoli. Il tempo di essere qui, di posizionarsi, e procederemo ad ascoltare anche questa proposta dell'Associazione Culturale Coro Gusana di Gavoi. Intanto vedo davanti a me i nostri giurati, componenti della commissione. Stiamo procedendo speditamente, mi pare di capire, quindi anche per voi è importante questo impatto, perché poi avrete tutto il tempo per confrontarvi al termine delle esibizioni. E allora ci siamo. Claudio Deledda, l'Associazione Culturale Coro Gusana di Gavoi. Moviana che una trumme capitano. Bim bom. Accanto del Roberto di Salone. Bim bom. Dai italiani a tutti castiglione. Bim bom. A stringolare in Soscantillano. Ballina Pireiro. Moviana che una trumme capitanos. Accanto de superbos y stallones. Dai damiaso rusticos zillones. A fillonare in sos campi danos. In ogni vesta sormios paesanos. Bim bom. Mettiana sa corbella sistrone. Bim bom. In vita fraiga da San Mattone. Bim bom. Per il solo malesano. Ballina Pireiro. In ogni vesta sormios paesanos. Vendíanos a corbertulas y strones. In vita fraegada San Mattone, crudo per i sorlogor malesanos, Madorra y anacumare in cordoro, in grande contentos in oladdu, la conca y anafrunca su barile, la conca y anafrunca su barile. Un brindisi in vista di tesoro. Bim bom, Pesa y alla ringido su campo. bim bom, Salutan per un bel campanile. bim bom, Salutan per un bel campanile. ballirà Pireiro. Un brindisi in vista di tesoro, si pesa e ad arringhido su cardu. Salutan de su bello campanile, salutan de su bello campanile, salutan de su bello Coro Gusana di Gavoi, diretto da Claudio Deledda, ha fatto ascoltare la sua proposta per quel che riguarda la sezione appunto brani tradizionali. Grazie, grazie agli amici di Gavoi. Procediamo con l'associazione culturale di Atonia di Oristano, che invitiamo a raggiungerci. La formazione è diretta da Nicola Piredda.
il tempo di essere qua con noi. Come vi ho detto prima, alcune formazioni le abbiamo già conosciute nel corso della giornata, si sono proposte in più sezioni, altre, come in questo caso, le ospitiamo per la prima volta in questa giornata su questo palco. L'Associazione Culturale di Oristano propone Astrolicamus, che è un brano di Gino Marielli, proposto e portato al successo ovviamente anche da Andrea Parodi nella sua veste da solista, e ovviamente l'arrangiamento è di Nicola Piredda. Intanto loro ci raggiungono, diamo la possibilità ovviamente anche ai nostri amici di Musiche di organizzare quello che è l'apporto di questo strumento musicale che per questa canzone è stato richiesto dall'Associazione Culturale che adesso andremo ad ascoltare. Il tempo di averli tutti qui, e vi lascio all'ascolto dell'Associazione Culturale Diatonia di Oristano, diretta da Nicola Piredda.
Nicola Piredda, l'Associazione Culturale Diatonia di Oristano. Grazie anche a voi, ci ritroviamo più tardi. Ci ritroviamo veramente più tardi. E sarò anche in grado di dirvi in apertura del galà quanti hanno attraversato questo palco, perché ovviamente stiamo parlando di diverse centinaia di persone che amano cantare insieme e quindi sarà significativo anche quel dato per dare veramente valore a questa manifestazione che giunge alla sua 9ª edizione e che coincide anche con il 10° memorial intitolato Bobore Nuvoli, ma di questo ovviamente parleremo più tardi, non appena appunto inizieremo questa grande festa che è il galà di Amanutenta. Siamo pronti per continuare, siamo ancora nell'ambito delle audizioni ed è la 6ª proposta, vi dico che sono 8 in tutte, quindi stiamo volgendo in poco tempo al termine anche dell'ascolto di tutti i brani di questa giornata. Vedo già pronto il sodalizio, anche in abito tradizionale, l'associazione Coro Sant'Antonio di Ottana, diretto da Rossana Pinna, che ci raggiunge. Il brano che portano in concorso è Maria Alischias, musica del... Leggo, cioè non ho gli occhiali, mi dovete scusare. Adesso aspetto un attimo che arriva la maestra, il direttore, Rossana Pinna. È un brano adattato in logudorese da Alice Simonelli, Gianmarco Serra e Paola Braso. Il brano è di? Dei Pentatonix. Perfetto. Adesso vi lascio cantare, vi chiedo scusa, ma non avendo gli occhiali era un nome che non mi arrivava. Associazione Coro Sant'Antonio di Ottana, diretto da Rossana Pinna. Oh
le sue ternure. Questo pezzino ier dorminde e su mano Deus Maria eschi aschi. Coro Sant'Antonio di Ottana diretto da Rossana Pinna. Ringraziamo le ragazze di questo sodalizio mentre introduciamo l'ingresso del coro polifonico Francesco d'Assisi di Sassari diretto da Ciro Cau che ci raggiunge. Stamattina l'ho precisato, ma lo faccio soprattutto a beneficio di chi ci ascolta in diretta streaming. Noi qua in sala non abbiamo l'ausilio dell'amplificazione perché su richiesta della commissione tutti i cori si esibiscono senza l'amplificazione, in questo caso dei microfoni, perché volevano un ascolto puro, pulito. I microfoni che vedete servono proprio per la trasmissione in diretta streaming. Questo lo devo dire dall'inizio, ma lo volevo mettere in evidenza comunque, anche se quasi al termine delle audizioni, della seconda parte della nostra giornata. E intanto abbiamo già presentato il coro polifonico Francesco d'Assisi di Sassari, che propone il brano Boges de s'anima sarda, un testo popolare, la musica a cura del maestro Ciro Cau. Quindi ci hanno raggiunto quasi tutti i componenti del coro polifonico Francesco d'Assisi di Sassari, diretto da Ciro Cau.
Borom bim bom, bim bom borom bim bom, bim bom borom bim bom, Dilliri dilliri borom bim bom, dilliri dilliri borom bim bom, dilliri dilliri Abada, la luce porta l'udina, l'udina porta la luce, l'ubriu porta la luce porta l'ubriu, l'ubriccioli più l'ubriccioli e me facci l'agnoni facci l'agnoni, l'upulce ue fa l'upulce, bau, lucate, ue fa l'upulce, bau, lucate, bau, e la iata facci miau, facci la iata e mumu facci l'aca, facci mumu, lo iatu cucurucu, cucuru facci lo iatu, zoppu e lo mio cavato, zoppu e lo mio cavato, zoppu e non può andare, abbatta e abbatta, abbatta, la cruci porta l'udina porta la cruci, l'ucriu porta la nuci porta l'ucriu, l'upiccioli più, l'upiccioli e me facci l'agnoni facci me, l'upulce ue fa l'upulce, bau, lucate, ue fa l'upulce, bau, lucate, bau, e la iata facci miau, facci la iata e mumu facci l'aca facci mumu, lo iatu cucurucu, cucuru facci lo iatu, zoppu e lo mio cavato, zoppu e lo mio cavato, zoppu e lo anda, abbatta e abbatta, cucuru facci lo iatu, zoppu e lo mio cavato, zoppu e lo mio cavato, zoppu e lo anda, abbatta e Ciro Cau e il coro polifonico Francesco d'Assisi di Sassari, che ringrazio ancora una volta per essere stato qua e che ritroveremo ovviamente nel corso del galà di questa sera. Quindi intanto vi congedo, stiamo arrivando davvero alla fine delle audizioni perché la ottava e ultima proposta si prepara a raggiungermi, però il tempo, giusto mentre, anzi li presento già così so che poi dovranno anche posizionare degli strumenti, il coro Spirito Gioioso di Sassari, che si è iscritto anche a questa sezione, diretto da Luisa Abis, ci raggiunge e nel frattempo che si predispone voglio davvero nel frattempo ringraziare Francesco Straullu che ha curato tutte le grafiche del nostro evento, ma anche, ecco, volete fare un applauso a Francesco perché eccolo lì. Poi lo farò anche stasera, Però leggo i ringraziamenti istituzionali, la Regione Autonoma della Sardegna, Fondazione di Sardegna, il Comune di Nuoro. Ecco, qua mi dovete dire Chorus Inside, corretto? Chorus Inside Sardegna, perfetto. Perché voi siete quegli esperti bravi che mi corrigerete qualora io dovessi sbagliare, come disse qualcuno di più autorevole. E ancora Federcori Nazionale. E poi, qui sì che lo voglio l'applauso, perché stasera io farò festa con loro, li voglio tutti e 32 su questo palco. E sono i ragazzi del liceo Scienze Umane e Musicale Satta e gli studenti che collaborano appunto all'organizzazione. Un applauso forte perché sono loro che vi affiancano il nostro braccio operativo. Mentre voi vi preparate io completo i ringraziamenti, poi vi ripresento. Ovviamente ci mancherebbe altro, anzi faremo anche una cosa insieme ai ragazzi, dopo ce la organizziamo. E poi sponsor che hanno dato una mano all'organizzazione, le cantine Sedilesu, Olbia Trasporti, Ammentos Caffetteria, Falcon Service e io
pizza. Poi vi devo anche dire, per completare le informazioni, che a ciascun coro è stato dato anche un attestato di partecipazione e il libro Bobore Nuvoli, una vita per il canto. Facciamo un applauso cumulativo, abbiamo ringraziato tutti. Ci siamo, Siamo alla fine. Poi stasera, ve lo giuro, ci divertiremo perché non ci sarà più la tensione del concorso, che è un po' gara, un po' competizione, ma ci sta, è proprio questo lo stimolo che rende vivo anche questo incontro. Riprendiamo con le audizioni, chiudiamo con il coro Spirito Gioioso di Sassari, diretto da Luisa Abis. Propone il brano Saneddu, testo e musica di Salvatore Nuvoli. Coro Spirito Gioioso di Sassari.
Luisa bis. Fermi, dai, tanto abbiamo finito. Com'è il segnale? Facciamolo tutti? Perfetto, perfetto. Questo è lo spirito con cui vi ritroveremo più tardi. Ah, la giuria non l'ha fatto, forza anche voi? L'avete fatto? Non è che voi vi divertite alle nostre spalle, dovete lavorare anche voi con noi. Ovviamente per chiudere col sorriso, perché col sorriso ci ritroveremo dalle ore 19 puntuali in questo teatro. Saremo tantissimi e vi assicuro una bellissima serata. A più tardi, grazie.